Il riconoscimento di legittimità di alcuni debiti fuori bilancio sono alcuni degli argomenti in primo piano inseriti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale di Favara, convocata dalla Presidente Miriam Mignemi per le ore 18:30 di martedì prossimo 27 febbraio. Nel particolare i debiti riguardano crediti vantati da cooperative, imprese e professionisti. Qualche debito è gravato anche da decreto ingiuntivo di pagamento. I consiglieri comunali sono chiamati anche ad approvare il prospetto delle aliquote IMU generato nel federalismo fiscale. Il Comune di Favara conferma comunque quelle fissate con deliberazione del Consiglio del 2020. La maggior parte dei punti inseriti all'ordine del giorno riguarda comunque interrogazioni e mozioni presentate all'amministrazione comunale da diversi consiglieri su svariati argomenti. Le mozioni spaziano dal monitoraggio e controllo dell'illuminazione pubblica alla risoluzione del conflitto israelo-palestinese, dalla richiesta di predisporre appositi bandi per la concessione in uso e in gestione delle aree e ville comunali adibite a verde pubblico, alla contrarietà per il progetto per la realizzazione di una nuova condotta di adduzione idrica alla diga San Giovanni, presentato alla Regione da parte del Consorzio Piana di Licata, secondo cui anche i terreni in territorio di Licata saranno irrigati con l'acqua della diga San Giovanni. Le interrogazioni riguardano la richiesta di notizie sul risanamento finanziario del Comune, i tributi e la Tari, il ritardo delle consegne delle bollette Tari, la situazione del verde pubblico a Favara e lo stato di pericolo della pavimentazione di Piazza Cavour.